Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati. Vediamo una nuova partita giocata recentemente all'interno del campionato mondiale Rapid, giocata in Kazakistan in questi giorni. Con il bianco abbiamo l'ex sfidante al titolo mondiale Ian Nepomniachtchi dalla Russia con 2766 punti Rapid e il suo avversario è l'attuale campione in carica. Poi vedremo che a distanza di qualche giorno vincerà Carsen, questo lo vedremo nei prossimi video. Comunque la partita che vi mostro è Nepomniachtchi con il bianco contro il suo avversario, il giovanissimo Nodirbek Abdusattorov, che tanto ha fatto parlare di lui per i suoi risultati, quindi l'anno scorso ha vinto il titolo mondiale, appunto Rapid, e anche per l'oro olimpico conquistato in estate. E4 per il bianco, C5, a questo punto cavallo F3 per il giovane giocatore russo e dunque E6. Ok, il resto della partita potrebbe prendere varie direzioni, perché qui il bianco ha facilità nel giocare D4, quindi è esattamente questa la mossa della partita e siamo verso una linea principale. E l'idea di aver giocato E6 da parte del nero è senz'altro abbastanza elastica. A volte il nero cerca di giocare cavallo F6 per obbligare la difesa di questo pedone con il cavallo e a quel punto sviluppare l'alfiere in B4. Infatti la partita prosegue proprio verso questo binario, nel quale il nero decide di sviluppare il proprio alfiere in B4, inchiodando il cavallo in C3 e dunque minacciando una facile cattura. Ok, spiegata in questo modo sembra una posizione realmente molto semplice, però chi da bianco e da nero gioca queste linee deve assolutamente conoscere mosse particolari quali questo ingresso di cavallo in D6. Il cavallo entra in D6 da scacco e chiaramente dà un po' di fastidio ai pezzi del nero. Su cavallo D6, ve lo dico così per cultura generale, la mossa più frequente e anche la più eccentrica per certi versi non è tanto il cambio, che sembra spontaneo per rimuovere quel forte e fastidioso cavallo, ma la mossa più particolare è questa, Re 7. Re 7 è una mossa che poi più avanti cercherà di creare quello che si chiama arrocca artificiale, quindi io sposto i re, poi la torre prenderà il posto, comunque sia la torre si sposta dietro il mio re e quindi il re si ricompone nella situazione tipica dell'arrocco. Dopo alfiere B4 Nepomniachtchi decide di giocare una mossa logica per cercare di portare il suo avversario in una posizione concreta, e la posizione concreta nella quale vuole portarlo è un finale. Infatti dopo 11 mosse si raggiunge questa posizione. Questo chiaramente è sicuramente un finale, qualcuno potrebbe interpretarlo anche come mediogioco, ma come vediamo abbiamo pochi pezzi all'interno della scacchiera, 4 pezzi soltanto, tanti pedoni, esattamente 6 per il bianco e 6 per il nero, con l'idea magari del bianco di poter rovinare la struttura pedonale avversaria. Prima di tutto dobbiamo sapere che una struttura pedonale migliore, perché se qui il nero giocasse questa mossa io potrei catturare, questa è sicuramente una struttura pedonale migliore, però la presenza di alfieri di colore opposto crea tante eccezioni e il giocatore che sta peggio in realtà potrebbe tranquillamente pareggiare cercando di giocare appunto sul colore opposto dell'alfiere avversario. Quindi in questo caso il bianco cercherà la sua iniziativa sulle case nere e il nero, se può, cercherà di fare altrettanto sulle case chiare. A volte, con la presenza di alfieri di colore opposto, è un po' indifferente il materiale all'interno della scacchiera. Io potrei avere un pedone in meno e quella posizione sarà comunque pari, oppure in alcuni casi anche 2 pedoni di svantaggio. La partita è continuata in questo modo: alfiere in D7, Re D2, mossa curiosa che fa capire un po' le intenzioni del bianco tra qualche mossa. È chiaro che il Re in D2 si trova in una situazione di intralcio, un po' impacciato lì, ostacola lo sviluppo di quest'alfiere e allora non può sicuramente essere una buona casa per questo re. Però la casa di D2 è una casa di passaggio per manovrare con il re, quindi questo re vogliamo sicuramente riportarlo qua.
il re si vuole spostare in C3 e poi andare in B3. E qualcuno dirà, beh, perché questa manovra, che cosa serve, perché questo re fa questo giro così strano? E ve lo spiego in questo modo. Coloro all'interno della scacchiera questi 3 pedoni bianchi e questi 2 pedoni neri. Diciamo che nel migliore dei casi il bianco, diciamo in modo lineare, avanzerà questi 3 pedoni, li cambierà con questi 2 e creerà un pedone libero. Questa è la strategia, questo è il sogno dei pezzi del bianco. Quando avverrà quella situazione, si creerà un pedone libero che qualcuno dovrà difendere. Allora eccolo qui, lui sarà diciamo il destinato a difendere quel pedone. E5, torre E1, la partita prosegue e a questo punto, come vedete, il re bianco effettua proprio quella manovra. Il nero propone la semplificazione. Chiaramente questo è un pedone che in realtà non è necessario difendere, perché in caso di cattura arriverebbe torre G1 con un ingresso sulla settima traversa. La coppia degli alfieri del bianco, seppur in questo momento non è molto attiva, è comunque sia una coordinazione molto forte, perché al centro della scacchiera è aperto. Dunque, giocando sul fatto che il pedone sia difeso indirettamente, la partita prosegue in questo modo. F4 per il bianco, mossa interessante, mettiamo sotto pressione questo punto e in alcuni casi potrebbe intervenire anche l'alfiere inchiodando, comunque puntando il re avversario. E4, mossa bella, logica, sacrificio di pedone con l'idea di giocare un nuovo finale. È vero che il nero qui ha un pedone in meno, però il nero ha un cavallo abbastanza forte in una casa bianca irremovibile che funge da blocco del pedone F4, crea una leggera pressione sul pedone H4 e chiaramente siamo pronti anche, diciamo, se il bianco vuole attaccare sul lato di donna, il nero vuole spazzare via dalla scacchiera qualche pedone del lato di re per poi continuare in attacco. La partita prosegue in questo modo, in cui la manovra del bianco è appunto quella annunciata, quindi la torre, come vedete, attacca 2 punti, il cavallo è sotto pressione, dovrà spostarsi, forse essere difeso, e a questo punto, boom, il primo pedone lascia la scacchiera. Il parziale dice, il bianco ha un pedone in più, il bianco ha una affascinante, abbastanza attraente, 3 pedoni contro 1, quindi in una ipotetica gara, chi prima spingerà i propri pedoni, il bianco riuscirà a creare 2 pedoni liberi. Questo è il sogno, è sicuramente la strategia del giocatore con i pezzi chiari, e allora la partita continua in questo modo. Se il bianco vuole attaccare, vuole concentrare tutti i suoi pezzi in questa zona dove l'unico a difendere è questo re guerriero, e dall'altra parte il nero cercherà controgioco con la cattura del pedone G e un'improbabile promozione con il pedone H. Vediamo un po' come procede la partita, perché Nepo non vuole cedere assolutamente nulla e quindi difende il pedone G2 e a questo punto cerca di far indietreggiare i pezzi avversari. Ma guardate un po' che succede. Secondo il software, questa è una mossa colorata di rosso e probabilmente, essendo una partita rapid, qui il tempo non dico che già scarseggiava, perché comunque sia il bianco, se non erro, aveva 5 minuti, il nero ne aveva 4, e in questa posizione probabilmente ciò che è accaduto è che il bianco, molto sicuro di sé, ed effettivamente ha tutti buoni motivi per esserlo, considerava un piano semplice quello di posizionare l'alfiere in B6, controllando un possibile ingresso in C7, avanzare il pedone in B e a quel punto creare un pedone libero. Però facciamo attenzione, perché A5, secondo il software, secondo me, secondo anche Nepo, dopo aver giocato questa mossa, è una mossa perdente. L'idea, la chiave, è cercare di valorizzare questa torre che in G1 non è più difesa da nessuno. Infatti, dopo A5, la mossa decisiva è questa qui. Attacco l'alfiere. Chi può difenderlo? Sicuramente il pedone, posizionando l'alfiere indietro, però purtroppo, dopo il cambio, ciò che si verifica è questo corridoio, questo tema tattico che prende il nome di infilata, in cui io attacco il re si sposterà e mi mangio il pezzo della traiettoria dietro di lui. A quel punto la posizione sarebbe assolutamente persa, perché è catturato questo pedone, il fantastico, come dicevo prima, improbabile pedone H diretto verso la promozione raggiunge i suoi sogni di gloria.
Tornando quindi alla partita, scelta pratica da parte di Nepo che sacrifica la qualità per mantenere un po' i pezzi all'interno della scacchiera, però adesso è realmente una questione di tecnica. La pressione su C2 esiste, e dato che è abbastanza rischioso, o comunque sia il nero è sicuramente prossimo alla sconfitta, qualora perda il pedone C2, il bianco decide di giocare torre C1. Torre C1, il re si sposta, alfiere 1, cade il pedone G. È vero che questi sono due pedoni doppiati, ovviamente non valgono nulla perché sono bloccati da un pedone F davanti a loro, però la posizione, diciamo che con un po' di tecnica, cosa che si è verificata in partita, da due pedoni doppiati se ne crea uno libero. La partita continua, è andata in questo modo, questo pedone sarà decisivo tra qualche mossa, probabilmente vedremo come diverrà protagonista, e come vedete il gioco del nero, mentre il nero spinge il suo pedone in avanti, il re del bianco è lì vincolato al bordo della scacchiera. Il fatto di essere vincolato al bordo della scacchiera crea anche appetibili temi di matto. E quindi torre F7, re C2, occhio perché voglio creare da nero qualche tema di matto. Ed effettivamente la posizione cerca di dirigersi verso questi binari. Adesso i pezzi che attaccano, se prima era soltanto il re e la torre, adesso in realtà sono tre pezzi e quindi il bianco è costretto a spingere il nero indietro il più possibile. È vero che ci siamo salvati dal tema di matto, però come vedete la macchia nera di pezzi presenti all'interno della scacchiera sta diventando sempre più grande. Abbiamo un pedone libero sostenuto da una torre e l'unico tema nel quale può sperare il bianco è provare a restituire quella sorta di infilata che ha subito tatticamente prima. Torre B1, il re si sposta, arriva la spinta e dopo C5 adesso vedete che la semplificazione porta all'abbandono. Cosa accade in caso di cattura? Arriva il matto dal nulla, o meglio, il nero lo stava creando, il nero è riuscito a creare appunto questo tema di matto. Ok, è una partita decisiva anche perché siamo al settimo turno di questo campionato Rapid e per chi ha seguito tutto il torneo, Abdusattorov, quindi questo campione uscente Rapid, ha perso il terzo turno con Carlsen e poi le ha vinte tutte, quindi si è trovato a 7 su 8 a pari punti con il campione del mondo, ma poi è accaduto qualcosa che vedremo in prossime pubblicazioni. Rivediamo subito la partita un po' rapidamente, in cui si gioca questa variante della siciliana che prende il nome di 4 cavalli, l'ingresso del cavallo quindi 6 è appetibile finché si raggiunge proprio questa posizione. Siamo pronti dunque a giocare un finale nel quale il nero cerca, nonostante abbia un leggerissimo svantaggio, di creare controgioco sfruttando anche la posizione degli alfieri di colore opposto. La partita è continuata in questo modo, il nero cerca la prima semplificazione, il bianco, ricordate che sfrutta la difesa indiretta di questo pedone G2 e poi si va verso questo percorso. Quindi il bianco decide di giocare il 3 contro 2 con la speranza di creare un pedone libero ed effettivamente fa tutto bene perché riesce, raggiunta questa posizione, a creare un 3 contro 1 che è chiaramente superiore finché con una questione di tecnica o comunque anche un po' di fortuna si crea questo spiacevole tema tattico dove il nero la spunta con questa mossa torre 8. Morale della favola, diciamo che ogni volta che abbiate una posizione svantaggiosa non temete, diciamo non arrendetevi, ma cercate sempre di complicare il più possibile il gioco. Questa partita è un esempio. Ciao a tutti e appuntamento alla prossima.